Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento del giorno, settimo incontro dell'Associazione Mestre Mia per i candidati al Comune di Venezia. Oggi abbiamo come ospite Maurizio Callegari di Italia Giovane e Solidale, scusate, che tra un po' verrà a trovarsi assieme a Maria Laura Faccini per un incontro dove spiegherà i motivi per quale lui si è candidato a sindaco. Noi abbiamo Alessandro Trevisan, Massimo Trevisan della Trevisan Arredamenti. Siamo qui sempre nello splendido salotto di Abitare 3 in Corso del Popolo e lascio la parola a questi due fratelli. Noi vogliamo ringraziare il candidato, grazie a voi, Maurizio Callegari, e niente, vogliamo dare un piccolo omaggio di buon auspicio magari grazie. per la sua candidatura. Porterà sicuramente bene, grazie. Grazie. Questo per lei. Grazie. E in bocca al lupo. Sono commosso. Grazie. Grazie A voi, buona intervista. A più tardi. Grazie, a più tardi, grazie. Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini di Mestre Mia dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Allora, ben ritrovati, ci siamo visti questa mattina. Questo è il secondo appuntamento della giornata. Oggi sarà veramente un tour de force per gli organizzatori e ringrazio Alberto per la presentazione, ringrazio come sempre i fratelli Trevisan per l'ospitalità e i nostri due amici Sabrina e Francesco che sono qui sempre, che ci seguono e che ci aiutano in queste dirette. E ricordo come sempre che potete scrivere le vostre osservazioni e scrivere le vostre domande sia nell'email di Mestre Mia oppure anche qui in diretta sulla chat appunto della diretta, e il video sarà poi interamente visibile su YouTube digitando Tribuna Amministrative 2020 quindi o adesso o da domani sicuramente. Come diceva Alberto, questo è il settimo appuntamento, abbiamo con noi una new entry tra i candidati sindaco, e quindi questa è una novità perché è una persona che ha comunque già fatto politica, però non mai come candidato sindaco. Quindi abbiamo Maurizio Callegari che presenta la sua lista Italia Giovane e Solidale. Come al solito, prima di cominciare, io leggo un breve profilo della persona perché è importante per inquadrare e per far anche capire chi abbiamo davanti. Allora, nato a Venezia nel 1969, vive qui invece in terraferma e ha due figli, Michelangelo di 17 anni e Leonardo di 14. Ha frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Zuccante con indirizzo informatico, si è dedicato alla logistica, all'organizzazione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico, ha lavorato come tecnico informatico, hardware e software e analista programmatore. Ha partecipato ai lavori di commissioni in Federfarmaco e Farmindustria, dando vita a diversi progetti discussi in sede ministeriale, tra i quali la dematerializzazione della ricetta medica. Nel 1994 ha fondato con alcuni soci farmacisti, pionieri dell'informazione, la società Galeno Service SRL, di cui è stato amministratore delegato. Dal 2009 al 2015 si è occupato di varie consulenze in Europa, in Medio Oriente e negli Emirati Arabi Uniti. Dal luglio 2018 è impegnato presso il centro commerciale La Piazza nella gestione di un progetto green per l'intera conduzione energetica del centro commerciale. È una persona sportiva, infatti pratica il rugby fin da quando era piccolo. Ama leggere, scrivere, si interessa di arte, di filosofia e di psicologia. Per sua stessa missione è molto preoccupato per il futuro dei suoi figli, di tutti i giovani, ma chiaramente in particolare dei suoi figli. E si presenta appunto come candidato sindaco per la lista Italia Giovane e Solidale. Bene. Allora, da dove nasce la sua candidatura? Come mai ha avuto questa spinta? Allora, la mia candidatura nasce dalla più recente esperienza di
coordinazione di un comitato che si è creato a livello nazionale in conseguenza all'emergenza Covid. Non tanto all'emergenza sanitaria, tra l'altro ambito dal quale magari io anche vengo e ho avuto anche delle iniziative, delle idee, dei progetti che ho condiviso, ma più per quanto riguarda l'emergenza economica. Infatti questo comitato ha aggregato a livello nazionale circa 380.000 partite IVA in vari gruppi, in vari incubatori, li definisco io, di idee. Tra cui è nata una grande convergenza di tutta una serie di movimenti politici in tutta quell'area progressista che comprende anche altri partiti, oltre Italia Giovane e Solidale, anche per esempio Vox Italia e Valore Umano. E da lì è nato è nata chiaramente dalla preoccupazione per il futuro dell'impresa e delle partite IVA, no? Un tentativo di costruire una rappresentanza più forte che avvicinasse il governo in generale, i governi in generale e la realtà imprenditoriale. La visione è proprio quella di cambiare un po' il modo con cui la partita IVA è un po' vista dalle istituzioni e anche dagli organi di controllo un po' come un nemico, no? Qualcosa da perseguire. Qui siamo in casa, chiaramente gli imprenditori sanno a cosa mi sto riferendo. C'è questa visione quasi di persecuzione, no? C'è questa presunzione di evasore, c'è questo alone poco costruttivo, perché crea, oltre a creare difficoltà, perché dobbiamo dire che l'emergenza Acqua Grande di novembre e l'emergenza Covid hanno messo, a nostro avviso, in evidenza le problematiche, ma le problematiche vengono da politiche lontane, da tempi più lunghi. Ecco, la interrompo perché naturalmente le cose sono tante, quindi certo. L'impostazione l'abbiamo presa, l'abbiamo capita. A questo proposito, proprio facendo riferimento alle partite IVA, quindi al mondo del lavoro privato, secondo lei com'è stata l'attività politica operata in questa amministrazione, a Venezia, ma noi parliamo di Mestre in questi anni? Allora, personalmente io amo parlare di quello che vogliamo fare, di quello che vogliamo portare avanti, del progetto di rilancio che necessita. Ovviamente non voglio esimermi dal rispondere alla domanda. La mia opinione è che questa amministrazione, ma non solo questa amministrazione, anche amministrazioni che l'hanno preceduta, rappresentano un modo di fare politica che è troppo legato a interessi personali, ad interessi economici, e non vede invece la necessità di mettere al centro l'interesse comune. Quindi l'interesse comune che vuol dire pensare al tessuto delle imprese, pensare ai cittadini, pensare alla collettività. Se non superiamo questo modo di fare politica e non creiamo quello che noi definiamo la politica che non c'è, che è la politica che serve, difficilmente usciamo. Quindi l'amministrazione Brugnaro, forse più di altre realtà politiche, ha dimostrato tutti questi limiti, per esempio non vedendo le soluzioni per decine di migliaia di lavoratori che hanno bisogno di una soluzione per la loro attività legata al porto. Quindi deve avere una grande visione per Porto Marghera, per la marittima, per la gestione dei gabbiani. Ecco, quindi lei in quale modo, in caso diventasse sindaco, comunque in quale modo un sindaco può tutelare le imprese e i loro lavoratori, dato che è uno dei punti focali del suo programma? Allora, quando diventerò sindaco, la mia prima preoccupazione sarà quella di cercare di creare delle condizioni per rendere le imprese più competitive. Banalmente dobbiamo trovare delle risorse che permettano di alleggerire questa pressione che dal punto di vista mio non è più molto economico. Per esempio partiremo subito con un consorzio che apre l'amministrazione in una visione di una joint venture
tra l'amministrazione e l'impresa per costruire assieme delle economie, creare delle risorse che consentano di avere un bonus fiscale comunale di almeno il 13%. Su questo ci sono tutta una serie di progetti di economie per andare anche a creare queste risorse. C'è una progettualità economica legata per esempio alla promozione del territorio, alla gestione per esempio di tutte le prenotazioni alberghiere, di ristoranti, di attività di shopping di tutto il comune, quindi terraferma e zona insulare, per trattenere quelle risorse che oggi, se pensiamo un albergo qui di Corso del Popolo prenota su un portale internazionale, le risorse di questo portale se ne vanno a contribuire non certo in Italia, non tanto meno a Venezia, ma se ne vanno su paradisi fiscali. Quindi sono risorse del tutto sottratte al nostro territorio, che di diritto sono nostre. Queste vengono messe in circolazione per la promozione, chiaramente generale, del territorio, per tutte le riforme infrastrutturali che abbiamo in animo principalmente sulla terraferma e per rendere competitive le imprese del territorio veneziano. Lei vede una cosa generale, strutturata in modo generale per tutto il comune, però poi declinata sui diversi territori, ma sempre in funzione armonica, diciamo così. Assolutamente, io credo che il territorio comunale di Venezia, ma anche la città metropolitana, debba cercare quelle sinergie, no, reciproche per ottenere questo grande piano di sviluppo, che ha la potenzialità di avere un'unica città al mondo, secondo me, che ha potenzialità più di tutti gli altri, e concorrere per esempio, cosa che noi faremo come prima, è quello di aprire la rappresentanza di Venezia come città metropolitana a Bruxelles e concorrere a un percorso green, smart e di sviluppo economico per diventare capitale europea, città-stato, come altre, Brema, piuttosto che certo. città tantissime hanno già fatto questo, come Milano stessa ha cercato l'amministrazione sta cercando di fare. Allora, Marghera, o meglio tutto il territorio, diciamo, del comune, è area di crisi industriale, sì, complessa, molto nonostante si parli da molti anni di riqualificazione dei siti. Sì. Lei ha un preciso progetto su questo delicato problema che a cascata chiaramente si riflette su tutta la terraferma. Certo. Allora, io credo che prima bisogna risolvere il problema economico, no? Finanziario e di lavoro, poi bisogna riqualificare, bisogna capire quali sono le aree. Allora, noi crediamo su Marghera a un grande progetto di graduale abbandono, per esempio, della chimica pesante. Abbiamo un grande progetto per il rilancio del porto, che deve diventare porto diffuso, no? Quindi centro servizi per la portualità con per quanto riguarda i container, la crocieristica offshore, per quanto riguarda tutto il resto, granaglie, lavorazioni industriali ovviamente, che sono anche categorie di navi diverse che potranno continuare ad entrare. Non è che noi diciamo qualsiasi nave non può entrare, abbiamo attenzione che magari siano navi di nuova categoria, che magari siano ecologiche, che abbiano gradualmente sempre più rispetto per l'ambiente, però il porto di Marghera diventa e deve essere sviluppato, disinvestendo da tutto quello che invece è molto meno compatibile e puntando per esempio su una grande infrastruttura legata a far tornare Venezia capitale mondiale della moda, competendo con Parigi, cosa che storicamente è sempre stata, sempre ha avuto questo ruolo, no? Quindi dobbiamo tornare e creare questi spazi, questa riqualificazione con questa destinazione. E poi, scusate se parlo un po' della mia materia, ma Venezia dovrebbe veramente, potrebbe diventare e dovrebbe investire, fare una politica per diventare punto di riferimento dal punto di vista delle nuove tecnologie, dell'information technology e queste situazioni. Bene. Nel suo programma Sì. lei parla di tutela culturale e Sì. storica come aspetto fondamentale per la vita della città. Certo. Ci spiega questo concetto? Allora, tutela culturale e storica. Possibilmente calato su Mestre della terraferma. Ma guardi, io ritengo una cosa, Mestre, Favro, Veneto, Favro, oggi chiamiamo Favro Veneto, era il posto dove venivano ferrati i cavalli romani, quindi Venezia ancora non esisteva, sulla Claudia Augusta, no? Che andava verso nord, Altino, avevamo Aquileia, cioè
tutta la cintura del Mestre, chiaramente con la torre, c'è una storia legata ai Paleo-Veneti, legata poi a una colonizzazione, ancora troviamo nel nostro territorio i Decumani, tutta la parte storica, no? Quindi è innegabile che quando parliamo di cultura altina abbiamo un bellissimo museo, no? Che dovrebbe essere ancora più valorizzato e sviluppato. Quando parliamo di sviluppo culturale e storico parliamo di tutto il territorio allora, noi pensiamo per esempio alla zona di Mirano, Santa Maria di Sala, no? Abbiamo ancora il graticolato romano, cioè noi veniamo da una storia molto molto lontana, che poi chiaro la Serenissima, la gloria della ma è tutta una storia che va comunque sviluppata, che va e che deve anche essere attrattivo per quel nuovo turismo culturale, no? Magari di un livello un po' più alto rispetto a quella persona che viene a dormire 9 euro con un bagno in comune, no? Magari puntare visto che dobbiamo un po' anche selezionare questo turismo, no? Cioè, dobbiamo puntare magari a elevarlo e valorizzare tutto il territorio creando anche dei percorsi storici che sono contenuti anche nella morfologia di tutta la nostra terraferma, che sono importanti quando è importante Piazza San Marco e Rialto. Piazza San Marco, l'area quindi Marzana, l'area rialtina è bellissima, ma anche tutto il resto di Venezia, come Torcello, come tutta la terraferma, come Altino e come le storie della nostra città. Alcune aree dell'entroterra sono state un po' snaturate, no? Da alcune speculazioni negli anni dove probabilmente non si poteva fare diversamente, ma hanno comunque una grande storia che andrebbe recuperata e anche andrebbe recuperata una presenza anche verde. Abbiamo 2 bellissimi parchi. Certo. Lei quindi ipotizza anche che in questo disegno organico per la rivalutazione storica e culturale di tutto il comune certe cose potrebbero partire da Mestre. Parlavamo di Altino, quindi sarebbe, essendo terraferma, si potrebbe dedicare un'attenzione magari più particolare a Mestre, dato che Venezia ha un sacco di risorse, ha un sacco di storia culturale, mentre noi mestrini piangiamo il fatto che non ci sia un vero progetto culturale per Mestre la terraferma. Allora, parlo di tutto. Io userei il termine si dovrebbe. Allora, io mi confrontavo anche con alcune persone, ovviamente chi pensa al turismo pensa esclusivamente a Venezia. Per me non è così, cioè Venezia ha anche per alcuni versi un problema di iperturismo. Io faccio sempre un esempio, no? Che l'ho vissuto, ero un po' più giovane. Il concerto dei Pink Floyd, qualcuno di voi si ricorderà, tutti si ricordano, c'è stata anche una canzone di un gruppo locale che ha celebrato quell'infausto evento, no? Allora andiamo dal concerto dei Pink Floyd il paragone che faccio io al periodo di lockdown con il Covid, cioè abbiamo 2 idee di Venezia, no? Per esempio, parlando di questo turismo, completamente diverse. Una Venezia invasa da una barbarie di turismo, anche perché non c'erano servizi, non c'erano strutture adeguate per ospitare l'evento chiaramente particolare, i Pink Floyd gratuito a Venezia, la Sera del Redentore. Chiaro, tutte queste sono situazioni che hanno portato, ma io lo voglio solo come esempio, non voglio entrare nel merito giusto o sbagliato. L'altro, una Venezia deserta, però attenzione, una Venezia deserta meravigliosa, con l'acqua cristallina, con i granchi che si arrampicano sulle pareti dei canali, no? Ecco, Mestre devo dire che invece è deserta proprio senza neanche i canali. Quindi bisogna trovare l'equilibrio, quell'equilibrio che non violenti il centro storico e che però accetti questo turismo. E come si può fare? Valorizzando chiaramente tutti i percorsi della terraferma che ci sono, no? Dal punto di vista enogastronomico, culturale, storico, e dobbiamo anche lavorare per creare delle iniziative magari un po' più intelligenti rispetto a quella dell'M9, cioè creare giuste come iniziative, però vanno un po' più, ci vuole una maggiore concertazione con la cultura, perché il fasso tutto mi qualche volta può incapparsi magari in progetti non sempre vincenti. Le faccio una domanda che le potrà sembrare un po' strana. Allora, lei abita e lavora a Favaro da anni, giusto? Da marzo dell'anno scorso. Sì, però lavora a Favaro. Lavora a Favaro a Tessera, sì. Esatto.
Allora, nota delle differenze nella qualità di vita tra Favaro e Mestre Centro, per esempio vitalità del luogo, offerta commerciale, proposte per le famiglie e i giovani. Che cosa trova eventualmente di diverso tra Favaro e Mestre? Allora, io credo che ci sono dei quartieri di Mestre che sono troppo poco sicuri, troppo poco controllati. C'è una delinquenza diffusa. Io in particolare ho seguito anche la questione del parco albanese con alcuni amici che hanno un'associazione che si sta occupando di curare questi parchi perché erano anche un po' lasciati in abbandono. Io mi rendo conto che ovviamente con la cosa pubblica è difficile tutelare tutto il territorio e quindi, io questo lo so per esperienza da sempre perché mi sono occupato del volontariato, viene delegato troppo a mio avviso a tutte le attività di volontariato per tutelare cose anche importanti, strategiche. Ieri parlavamo in campo San Giovanni e Paolo della salute. E il problema è che bisogna fare delle economie. Allora io non capisco perché un imprenditore all'interno della propria impresa sa fare delle economie, sa costruire ricchezza, sa investire bene questa ricchezza, sa ottenere. Quando amministra invece la cosa pubblica non fa la stessa cosa, pensa sempre alle sue ricchezze, invece deve pensare alla ricchezza del territorio. Quindi anche il volontariato, che esiste e dovrà sempre esistere, ma dovrà avere anche dei budget. Per esempio io mi riferisco all'ambito sanitario, il budget di salute, no? È un modo per dare anche vita, forza a questo volontariato a cui viene delegato gran parte. Quindi nella questione, la questione della sicurezza, vengo alla risposta. Allora, la questione della sicurezza secondo me penalizza tanti quartieri io fino a marzo scorso ero tornato a trasferirmi a Venezia perché avevo un periodo di lavoro, di consulenze che mi permettevano di poter stare a Venezia, poi dovendo lavorare in terraferma, dovendo lavorare ho dovuto tornare e ho scelto Favaro rispetto a Mestre perché è una realtà che conosco meglio, ma perché ho una visione di maggior tranquillità. Ecco. È vero anche che non offre tantissimo per quanto riguarda i servizi, soprattutto per i giovani. Ok. Bene, torniamo al discorso della droga e del degrado. Allora, ne abbiamo parlato con tutti i candidati sindaco, noi abbiamo un grosso problema di quartieri, di molti quartieri, in cui le persone non scendono da casa, non escono volentieri perché si sentono minacciati, perché sono quartieri bui, perché naturalmente c'è il discorso delle serrande dei negozi tirate giù, perché c'è comunque lo spaccio. Noi siamo famosi per le morti da eroina gialla e nonostante ci sia stato il Maxi Blitz nel 2018 pare che per esempio in via Piave la situazione sia tornata più o meno come prima e comunque invece l'ondata si sia spostata anche nelle zone parallele. E lei come affronterebbe, perché l'ho chiesto anche ai suoi concorrenti, più repressione o anche un altro tipo di intervento? Perché qui si parla di delinquenza particolarmente pericolosa. Allora, realmente io credo che ci vogliono entrambe. Sono convinto che comunque c'è una responsabilità politica perché io penso che un'azione così eclatante, così mediatica anche come quella svolta dalle forze di polizia di fronte alla stazione doveva essere una dimostrazione, ma guarda caso è stata realizzata a pochi giorni dalle elezioni. Io mi ricordo perché ero candidato in quel periodo. Allora, dal mio punto di vista bisogna scollegare, no, la politica dell'interesse da quello che è la politica del fare. La politica del fare dovrebbe avere una continuità che va nella repressione laddove c'è l'illegalità, ma deve anche lavorare nella prevenzione. Per esempio, se noi lasciamo dei parchi in abbandono che non sono più, con delle polisportive che non funzionano, con del verde che è ormai diventato una selva impenetrabile,
con la consegna a questo tipo di criminalità senza una particolare repressione, perché cioè, vedere in continuazione delle camionette che partono e che tra l'altro devastano il parco stesso, ma in realtà non devastano i tossicodipendenti, a me personalmente fa un po' pensare. Ecco che per esempio il tentativo di recuperare, di far vivere, di far frequentare questa realtà è fondamentale. Poi ovviamente c'è un problema di tipo comunque culturale che va portato in atto e che deve essere anche preventivo. Per esempio i miei figli sono ben coscienti della problematica, sono in contatto con loro coetanei, Michelangelo soprattutto a 17 anni, che cominciano a fare uso di droga, ma la loro reazione è quella di condividere con me, perché sostanzialmente ci deve essere, no, una consapevolezza che deve essere, non perché l'impianto educativo non è solo quello familiare, ma anche quello della scuola, che deve seriamente affrontare questi temi fin dai primi gradi, quindi ci deve essere proprio, perché se c'è il rifiuto non c'è un mercato, quindi il mercato non è che lo possiamo solo reprimere con la forza, certo ci deve essere una giustizia che funziona, perché lì c'è un grande tema, ma chiaramente non è colpa dell'amministrazione comunale. Io tra l'altro conosco personalmente Giorgio Deste, è una persona che stimo, è una persona capace, che ha cercato di riformare, che ha trasformato anche magari con una sua visione anche forse troppo repressiva, no? Ma è una persona capace, che lavora, è anche molto motivata nel senso della risoluzione del problema. Non basta quello, lui ha fatto un buon lavoro, ci vuole anche tutto l'altro ambito culturale preventivo. Ecco, tra l'altro una delle cose che ci sono state suggerite dagli ascoltatori è quella, per quanto riguarda i parchi pubblici per esempio, di cercare di arginare magari il disagio che le famiglie, che le persone comunque che vogliono transitare, che vogliono permanere nei parchi trovano, e di utilizzare o quantomeno di chiedere l'aiuto delle associazioni che potrebbero fungere da presidio per esempio, perché di vigili tra l'altro ne sono stati assunti un buon numero, però chiaramente territorio molto ampio e quindi diciamo che appunto siccome non sono probabilmente sufficientemente tanti e allora non si vedono, però devo dire che ci sono molti ragazzi, molti vigili che sono molto bravi e danno veramente il massimo della disponibilità. Io ne ho avuto testimonianza diretta, quindi tanto di cappello su questo. Però le associazioni per esempio, dato che anche queste sono tantissime in terraferma, potrebbero venire utilizzate dal comune in appunto una joint venture appunto per il presidio, quindi per farsi vedere e per far utilizzare meglio i parchi. Quindi la ringrazio della domanda. No, perché questa è una domanda di cittadini. No. Quindi noi adesso siamo in questo ambito, ma anche in vari ambiti. Noi proprio abbiamo questa idea che funziona a 360 gradi per i cittadini, per le imprese, per il bene della comunità, che è, la definiamo quasi una seconda camera del comune, quindi oltre al consiglio comunale è una camera in cui siedono tutta la rappresentanza del territorio, quindi le associazioni del territorio, che diventano non solo partner, diventano ancora di più, diventano ascoltatori, le categorie imprenditoriali, non so, i gondolieri, i motoscafisti, gli albergatori, i ristoratori, il terzo settore, sono degli ascoltatori, sono degli osservatori attivi che comunque portano proposte, che mettono sul tavolo le proposte e che impediscono che certe visioni eccessivamente di parte possano essere perpetrate da un'amministrazione. Oltre che ovviamente rendere trasparente, che già abbiamo avuto anche altri movimenti che hanno portato questa logica, rendere trasparenti le riunioni del Consiglio, le giunte, assolutamente sì, ma oltre a questo vogliamo andare oltre, una joint venture proprio tra l'amministrazione e tutto il territorio, tutti i cittadini, quindi terzo settore, settori imprenditoriali, la scuola. Allora, prima cosa, io tra l'altro fin da le elementari ho fatto sempre il rappresentante di classe per entrambi i miei figli, quindi ho sempre avuto il doppio incarico, elementari, media, adesso sono entrambi al Giordano Bruno e anche se sarò sindaco
continuerò a essere il rappresentante di classe di sia Michelangelo che Leonardo. Allora, c'è qui per esempio nel territorio un coordinamento dei comitati studenteschi che vanno dalle scuole primarie, scuola dell'infanzia, fino anche alle scuole superiori, dove comincia anche a esserci la partecipazione dei ragazzi. Infatti poi per me è stato anche emozionante essere nel consiglio, avendo mio figlio anche lui rappresentato, sì. sono cose, no? Questo vuol dire fare una politica, questa è politica. La politica non vuol dire farsi i propri affari, comprare le cose e volerle far pagare con i soldi dei cittadini. Fare politica vuol dire questo, cioè vuol dire creare questa coesione, no? E soprattutto tra i giovani. C'è un nostro video, diversi video, e anche nel comitato che io ho coordinato, utilizzavano, con chiaramente autorizzazione degli autori, questa colonna sonora dell'ultimo lavoro che si chiama Infernum di Murubutu e Claver Gold. Sono due rapper, cioè sono la musica che ascoltano i giovani, quella categoria lì, no? Però sono due rapper particolari perché fanno rap educativo. Infatti Infernum è una storytelling della Divina Commedia di Dante, che tra l'altro è stato mio figlio a farmelo conoscere, no? Ecco che noi abbiamo cercato anche questo dialogo, che è rappresentato anche in questi lavori artistici, transgenerazionale, cioè che parla alle generazioni. Cioè noi dobbiamo creare questo futuro per i nostri figli, ma noi dobbiamo coinvolgere i nostri figli. In Italia Giovane Solidale c'è un grande gruppo coordinato da Simone Trevisan Giovani, perché la nostra attenzione è avere una solidarietà puntando sui giovani, perché oggi non stiamo dando un futuro a questi giovani. Quindi pensiamo una cosa, perché non manca tanto. Quindi... Allora, un ragazzo di 30 anni che ha ancora un lavoro precario, ha una fidanzata che ha un lavoro precario, non può accedere ad un mutuo, non può comprarsi una casa, non può fare una famiglia. Questo è un diritto negato. La politica non può negare i diritti, la politica deve garantire i diritti. Quindi c'è molto da lavorare su questo concetto. Cioè abbiamo distrutto il futuro delle prossime generazioni con questo precariato che è solo interessato per alcune categorie, non tutti gli imprenditori. Io per esempio quando Tiziano Trello aveva proposto questa cosa sono stato personalmente molto contrario, ero stato anche invitato, perché questo distrugge le prospettive della società, invece noi dobbiamo costruirle, non distruggerle. Certo. Allora, nel mese di luglio il Comitato Tecnico a Roma ha dato il via libera al progetto di termovalorizzatore di Fusina gestito da Veritas. In precedenza anche la Regione aveva dato parere positivo e così il Consiglio di Bacino che riunisce i comuni interessati. Il termovalorizzatore si rende necessario per bruciare il famoso combustibile solido secondario, prodotto da rifiuti non riciclabili, che non verrà più utilizzato dalla centrale Enel a causa del passaggio all'alimentazione a gas. Lei sa che i comitati e i movimenti ambientalisti si oppongono alla realizzazione di questo termovalorizzatore, sostenendo la pericolosità ambientale. Il problema in sostanza però è come smaltire rifiuti non riciclabili prodotti nel veneziano. Mi dica. Allora, questa è una domanda onestamente molto impegnativa, perché il discorso è molto complesso, ci sono grossi interessi dietro queste questioni. E so che questa cosa pare che si debba fare, a prescindere. So che per esempio non è stato consentito in passato anche a noi di raccogliere le firme contro questo tipo di iniziativa. Onestamente cercare una soluzione altrove è comunque scaricare sugli altri un problema che comunque c'è. Io credo solo una cosa, che Porto Marghera ha la necessità di avere una visione di riqualificazione ambientale, quindi costruire un altro mostro che va nella direzione opposta secondo me è una scelta sbagliata. Parlavamo di giovani e giovani di solito viene, diciamo, la parola giovani è assimilata a quella dello sport, perché lo sport funge da volano per una vita sana fisicamente ma anche intellettualmente e psicologicamente. Lei poi lo sa perché gioca in casa, e quindi vorrei sapere, secondo lei, siccome qui Mestre alcuni decenni fa era molto rinomata perché abbiamo avuto dei campioni, abbiamo avuto un'attività sportiva veramente molto intensa e anche conosciuta a livello nazionale e internazionale.
Però c'è da fare molto altro, nel senso che bisognerebbe fare cosa? Allora, bisognerebbe avere una grande attenzione allo sport e alla scuola, e le due cose si dovrebbero un po' unire, no? Io ho un po' l'esperienza del mondo anglosassone, soprattutto nel rugby, dove i college diventano proprio incubatori oltre che culturali, anche sportivi, mensana, incorpore sano. E quindi c'è da fare un lavoro importante. Noi avevamo un candidato che Jean-François Montariol, nazionale di rugby, che era stato equiparato perché è di origine italiana, ha giocato alla nazionale, e purtroppo per un problema di documenti, proprio per questa naturalizzazione, non è stato possibile candidarlo. Questo a dire non che noi crediamo solo al rugby, però insomma un campione, un nazionale, voleva essere una testimonianza, sarà sicuramente comunque nostro consulente, anche perché lui è anche direttore sportivo, allenatore nel territorio. Allora, Mestre e Venezia hanno sempre avuto una grande tradizione sportiva, avevamo alti livelli nella pallacanestro, storicamente mi ricordo quando ero bambino che c'erano sempre i derby, no? E abbiamo avuto eccellenza anche nel rugby, siamo stati nel massimo campionato, in quel caso diciamo un po' il mio sport, quindi sono un po' più orgoglioso, ma un po' a tutti i livelli. Venezia è sempre stata nella sua interezza, quindi Venezia e terraferma è sempre il punto di riferimento. Oggi io mi ricordo il Casino di Venezia, no? Il Casino di Venezia chiaramente era uno strumento a disposizione del comune per finanziare tutte le attività sportive, no? Bisognerebbe ritrovare magari potrebbe farlo l'Umana stessa, no? Invece di finanziare solo la pallacanestro, finanziare un po' tutte le attività sportive. Bisogna trovare quella forma per creare chiaramente delle economie e rilanciare fortemente lo sport. È un lavoro che noi, per esempio, e tante altre associazioni minori, no? Fanno con le scuole medie, con le elementari, facendo questi programmi a progetto. Ecco, nella scuola c'è questo grande problema che non ci sono risorse, che è tutto a progetto, ed è scandaloso perché l'istruzione è una delle cose fondamentali. Io anche nel periodo di Covid mi sono indignato, no? Come persona e anche come rappresentante, come comitato, ma io non voglio parlare adesso della Ministra della Pubblica Istruzione, ma proprio la gestione, la destinazione delle risorse, secondo me ha dato l'impressione che per questo Paese l'istruzione sia una cosa secondaria, quando invece è esattamente il contrario. E nell'istruzione ci sta anche appunto sport e istruzione, certo. Questo grande legame. Ecco, una domanda proprio su Mestre. Sì. Ecco, allora, a Mestre è una città antica. Una città antica che però è stata più antica di Venezia, ecco appunto, e però è stata mortificata, noi lo diciamo così, perché nella sua specificità, nella sua identità di città. E fino a un po' di anni fa quasi tutte le feste, le ricorrenze di tradizione venivano attuate, quindi sponsorizzate e quindi seguite e valorizzate. Sì. Poi è passato un po' tutto nel dimenticatoio. Però queste feste, queste tradizioni per noi sono importanti. Sì. E cito sempre il fatto che, e questo sì, l'ho visto io ma ce l'hanno fatto notare, che Mestre non c'è neanche su Google, se uno cerca Mestre non c'è. Ecco, allora, quando lei diventerà sindaco, sì, si prenderà a cuore la valorizzazione delle feste, delle tradizioni di Mestre, cercando di creare spalmati anche sui 12 mesi delle feste, delle manifestazioni che siano comunque di qualità, certo. Non la sagretta, certo. È una cosa molto diversa per Mestre. Certo. Ma effettivamente si è un po' perso, no? Questa è una tendenza forse generalizzata di queste tradizioni, non solo su Mestre, anche su Venezia. Credo che si perda proprio la festa popolare, no? Cioè diventa tutto immagine. Allora, poiché Mestre magari è meno immagine di Venezia, si è trascurato un po' tutto. Sì. Quando invece il concetto, io ho girato parecchio l'Italia prima di poi andare un po' all'estero, e l'Italia la conosco tutta.
Ecco, nel sud Italia c'è un amore per le tradizioni, ecco, noi dovremmo imparare a questo, cioè la festa popolare è per il popolo, non è per l'immagine, non è per vendere, non è per un prodotto, è per i cittadini. Ma Favola ancora qualcosa fanno, io conosco Piero Trabuio, conosco Piero Trabuio anche se è candidato sulla municipalità con qualcun altro, però ecco, ancora per esempio con la scuola, no? Io sempre ho questo rapporto anche con la scuola, facciamo a San Martino questa grande festa, no? con i San Martini dentro il centro della piazza, tra l'altro, quindi ci sono iniziative, però sono lasciate, vede che ci sono differenze. Sì, sono lasciate però all'iniziativa privata un po', iniziativa un po' privata, sì, della municipalità in quel caso lì, comunque ecco, invece per ottenere questo bisogna assolutamente dare potere alle municipalità, perché queste portano avanti le tradizioni. L'ultima domanda che le volevo porre. Questo è fondamentale, lo dovrebbe avere, non dico governo totale, saranno materie che rientreranno comunque nell'amministrazione e saranno di concerto, ma devono essere, non possono essere delle commissioni farsa, dei consigli favorevoli, insomma, alle municipalità. Devono essere assolutamente potenziati, deve essere dato potere, deve essere dato base, devono poter intervenire, ma nella logica della sussidiarietà, della collaborazione. Cioè, allora, io parlo adesso un po' da imprenditore, se io ho una filiale a Napoli, cioè gli devo dare potere di organizzare dal punto di vista commerciale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'assistenza, altrimenti non mi serve. Cioè non ha senso, è solo un costo, no? Anche se relativo, è un costo inutile. Se invece quel costo è 10 volte tanto, però porta dei risultati, non è più un costo. Cioè se è un costo di 1 ma non porta nulla, è un costo. Se è un costo di 10 ma fa grandi risultati, diventa un investimento. E va fatto l'investimento sulle municipalità, questo sicuramente. Allora, per concludere io le chiedo, nei primi 6 mesi di suo mandato, che cosa vorrebbe fare, prendere in mano per Mestre la terraferma? Allora, la prima cosa è cercare questo rilancio per la tutela del tessuto imprenditoriale. Questa è proprio la mia prima preoccupazione, perché la vedo come cioè io credo che se non si faccia qualcosa di serio, in alcuni casi anche utilizzando il debito per sostenere il tessuto imprenditoriale tutto, sia molto difficile. Io mi rivolgo a Porto Marghera, la questione dei container, cioè, banalmente a Porto Marghera noi stiamo con questa politica stiamo sfuggendo a quelli che sono gli interessi delle case di spedizione, perché cioè, il 30% o 35% del traffico passa da Suez. Noi abbiamo una posizione che dovrebbe essere strategica, invece le navi, siccome con le navi che portano i container a pieno carico pescano 18-20 metri, noi non possiamo accogliere queste navi, diventiamo un porto di seconda classe, cioè un porto che se vanno a Koper, che prende il grosso, poi passano a Trieste e scaricano il 50%, allora possono venire a Venezia. Questo vuol dire non avere una visione, quindi investire su questa cosa, sul porto che si integra poi nel porto offshore anche per la crocieristica. Seconda cosa, la riqualificazione con una visione moda e informatizzazione per il territorio, dare potere alle municipalità per esempio c'è un grosso problema anche nella gestione dell'aeroporto, nel piano di rilancio, cioè ci sono lavoratori, cioè noi abbiamo un problema che abbiamo una quantità impressionante di lavoratori che non hanno chiarezza di come andranno a ricollocarsi. Quindi non solo gli stagionali, quindi noi dobbiamo fare questo rilancio per riassorbire tutte queste persone che in questo momento sono in difficoltà e in incertezza, è una situazione intollerabile, dobbiamo subito, immediatamente prenderci carico di tutti i lavoratori. Ok, allora io adesso la invito a guardare nella telecamera e fare il suo appello al voto e dire perché i cittadini dovrebbero votarla come candidato sindaco. Questo l'hanno fatto tutti, quindi... Allora, al 20 e 21 di settembre c'è la possibilità di fare una scelta coraggiosa. La scelta coraggiosa è quella di cambiare la politica, dare fiducia a chi, come me, Calegari Maurizio, candidato sindaco di Italia, giovane, solidale, ha in animo di creare la politica che non c'è.
La politica che ha l'attenzione al sociale, al territorio e ai giovani e che punta a un grande piano di rilancio per tutti i cittadini che sono in cassa integrazione, tutte le imprese che hanno bisogno di rilancio, tutte le imprese che hanno bisogno di sostegno, mettendo in atto tutti quei progetti, anche legati al turismo, perché il turismo di Venezia non è un nemico di Mestre, è una risorsa per Mestre, è una sussidiarietà che può portare a tutti noi un grande piano di rilancio, che rilancia l'aeroporto, che rilancia il porto, che rilancia l'occupazione, che rilancia i lavori stagionali, dare vita a tutta questa città che ne ha bisogno, che è una cosa unica, è una grande città metropolitana che diventerà una città-stato. Io non voglio usare il termine San Marino, ma diciamo che dobbiamo arrivare ad avere questa grande autonomia finanziaria, fiscale e politica. Bene. Quindi 20-21 settembre, Calegari Maurizio, Sindaco, Italia Giovane e Solidale. Grazie. È stato anche con lei molto piacevole questo incontro, spero che anche lei si sia trovato a suo agio. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori e do appuntamento fra poco alle 20 perché avremo con noi l'8º candidato sindaco che è Alessandro Busetto del Partito Comunista dei Lavoratori. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questi eventi, di questa sera in particolare, e di nuovo ringraziamento a Maurizio Calegari. Grazie a più tardi. Grazie.